Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Conte. La vedo tra le piante. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Grazie. Da dov'è in collegamento? Sono qui a Castel di Lama e ovviamente sono stato appena ad Ancona, poi continuerò il tour a Teramo. Tour elettorale. Il pieno tour elettorale. Sì, un pieno tour elettorale. Senta, intanto, insomma, è passato un po' in cavalleria, ma lei ieri ha avuto un'aggressione di non poco conto, insomma, no? Cioè, si è avvicinato una persona, è vero che le ha dato uno schiaffo, ma poteva avere una pistola e sarebbe arrivato a lei. Ecco, insomma, io l'ho trovato un elemento molto grave e anche frutto di un clima molto avvelenato. Lei che, insomma, in Italia poi tutto passa in cavalleria, domani è un altro giorno, si mette sui social, arrivederci. Lei come ha trovato questa... questo è stato un assalto, vuol dire che anche la sua difesa non è tanto efficiente. No, guardi, per carità, le persone delle forze dell'ordine presenti hanno fatto il possibile. Si è avvicinato in modo proditorio, fingendo di volermi dare la mano e quindi poi è scattata l'aggressione fisica. È un gesto assolutamente inaccettabile, esatto, che secondo me non va minimizzato perché è un gesto violento in sé e chi sfocia ovviamente il dissenso, quando il dissenso sfocia nell'aggressione fisica ovviamente è assolutamente deprecabile. Poi sa, il tema vero qual è? Che sullo sfondo c'è la gestione del momento più difficile della nostra storia e chiaramente non possiamo accontentare tutti. Io ho preso denunce, io ho scontentato alcuni perché hanno ritenuto che le misure restrittive fossero troppo blande e ho ricevuto denunce per altri che invece hanno ritenuto che le misure restrittive fossero eccessive. Quindi purtroppo quando si assume una responsabilità non si può, dico, accontentare tutti, bisogna tirare avanti, ma l'importante è che l'intera comunità nazionale nel suo complesso abbia risposto bene. Sì. Ha detto una frase che poche volte si sente dire dai politici, che lei ha detto in quella sua risposta tutto questo è accaduto in uno dei momenti più difficili della nostra storia. Lei lo sa che i politici non ammettono mai di stare in un momento molto difficile. Lei invece l'ha detto così. Sta facendo i conti con questa cosa? Guardi, i conti con la propria coscienza vanno fatti sempre e soprattutto con un momento così difficile dal punto di vista collettivo. Peraltro, come è noto, farò ancora una volta i conti mercoledì prossimo. Esatto. Ci sarà un interrogatorio da parte del Collegio per i reati ministeriali e la Procura di Brescia, esatto, e sì, mi presenterò a raccontare tutto quel che so, consapevole di aver gestito un momento di estrema difficoltà e incertezza che non è capitato mai a nessuno prima e sicuramente dove era assolutamente complicato cercare di organizzare una difesa e una protezione per l'intero Paese. Sente come una forma di ingiustizia questa inchiesta sul Covid in quel periodo? Guardi, se posso essere sincero, perché la prego. Mi coinvolge molto personalmente come dal punto di vista umano, no? Che, oltre che come politico che ha espletato un incarico pubblico. Dal punto di vista dei miei valori, dei miei principi, se c'è la magistratura che chiama, chiede delle verifiche e sta facendo delle verifiche, è assolutamente giusto che questo avvenga e io credo che ciascun politico non debba sottrarsi al confronto con la magistratura, debba difendersi nei processi, non dai processi. Dall'altro è chiaro, se penso a tutte le denunce di segno contrario, se penso al gesto di quel signore che ha voluto sfogare le sue pulsioni antiscientifiche aggredendomi fisicamente. Guardi, ho ricevuto anche minacce di morte, sono stati anche dei procedimenti per cittadini che durante il periodo duro hanno tentato ovviamente di aggredirmi, hanno minacciato
mi hanno minacciato di morte e quindi penso che, come dire, la realtà in un paese è molto complessa, la realtà sociale è molto articolata, molto complessa. Non si è mai pentito di aver continuato a fare politica? In fondo lei poteva essere un comodo ex, come molti ex che poi si mettono lì, appartengono a qualche club, fanno degli interventi, magari interventi internazionali. Non si è mai pentito, perché lei alla fine la parte più difficile della sua carriera politica è venuto dopo che in qualche modo l'ha chiusa come premier, ecco. Guardi, anche qui sinceramente, se dovessi guardare il bilancio economico dovrei pentirmi ogni giorno, ma non ho dato mai importanza ai soldi e quindi da questo punto di vista sono veramente orgoglioso, motivato, una grande passione per poter contribuire a misure e iniziative politiche che possano migliorare la qualità di vita dei cittadini. Adesso passiamo a due domande un pochino più difficili. Lei si trova stretto in realtà tra due donne al momento, perché da una parte, come dire, l'arrivo della Schlein, cominciamo con lei, sembra averle tagliato, con lei inteso lei Schlein, non lei, sembra averle tagliato diciamo, una fonte di crescita a sinistra del PD. Questo viene ripetuto molto spesso, però io e lei non ci sentiamo da parecchio tempo in un'intervista, diciamo, pubblica. Lei pubblicamente è d'accordo nel dire che la Schlein le ha chiuso una fonte di, diciamo, una fonte di crescita per il suo Movimento 5 Stelle? Guardi, le mie valutazioni per quanto riguarda le prospettive politiche non sono mai limitate al sondaggio del momento. Come ho sempre detto, a me interessa la traiettoria, la direzione di sviluppo delle iniziative politiche. E sicuramente registriamo che su alcuni temi come il salario minimo legale questo PD sta operando una convergenza con posizioni che noi abbiamo raggiunto già da tempo e anzi sono dei nostri cavalli di battaglia. Però è anche vero che su altre posizioni non abbiamo ancora registrato un effettivo cambiamento. Siamo in attesa di un effettivo cambiamento da parte del PD, per esempio sul fronte per noi importantissimo, il conflitto russo-ucraino. Conoscete la nostra posizione, quella del PD è rimasta la stessa, e anche per quanto riguarda le tecnologie ecosostenibili di smaltimento dei rifiuti, parlo degli inceneritori, certo, che nella nostra visione politica sono banditi, ripeto, in favore di una reale economia circolare, di una reale transizione ecologica. Ecco, però quello che lei dice conferma un po' lo stato delle cose presenti, ma non spiega dove si va per il futuro, perché lei dice noi, la nostra linea è quella di convergere col PD sui punti in cui noi e il PD siamo d'accordo. Ma ci sono davanti la campagna elettorale che lei sta facendo adesso in maniera molto appassionata, ci sono soprattutto davanti un'altra serie di scelte, tra cui quella sulle riforme, poi ci arriviamo, e quella anche e soprattutto sulle elezioni europee. Se non cambiano questi punti, cosa farete? Alleanze non ce ne saranno o ce ne saranno solo minime? Perché la destra si sta molto preparando, Guardi, ci sono tanti appelli all'unità delle opposizioni, però il problema è che non c'è una concreta prospettiva, quantomeno nell'immediato, per una confederazione, un'alleanza strutturale. E io credo che questo sia anche un bene, perché se non ci sono le condizioni per convergere addirittura sul piano strutturale in un'alleanza, è bene che le forze progressiste, noi siamo una forza progressista collocata in quest'area progressista e conduciamo delle battaglie addirittura di frontiera. Pensate alla battaglia che abbiamo intrapreso da tempo sulla riduzione del tempo di lavoro a parità salariale e tantissime altre. Ecco, su queste battaglie noi continueremo per la nostra strada e sicuramente se ci sarà convergenza col PD lavoreremo per un dialogo. Però la convergenza, vorrei essere chiaro, ci deve essere su obiettivi condivisi, realmente condivisi. Non può essere un compromesso a ribasso e comunque l'autonomia rispettiva va assolutamente garantita. Quindi noi non
vediamo assolutamente nessuna prospettiva di cedere una leadership per quanto riguarda il campo progressista nel definire quelle che sono battaglie che il Paese deve intraprendere, nel definire un futuro migliore. Ecco, all'inizio di questa parte di intervista io ho detto che oggi lei si potrebbe descrivere come un uomo preso tra due donne, perché abbiamo esplorato la questione Schlein e c'è anche, mi sembra, me lo dovrà confermare lei, una questione aperta con la Premier Meloni, non nel senso di una vostra chiara opposizione alla Meloni su tutta una serie di temi, però nel senso di come dire, un certo pragmatismo che apparteneva una volta molto alla linea dei 5 Stelle a dispetto di quello che dicevano, perché con la Meloni lei ha trovato anche dei terreni limitati, ma terreni di accordo, in particolare su nomine e altre cose di questo tipo. Che cos'è questo? C'è un accordo che potrebbe anche esserci con Meloni? È anche questo un fatto tattico? Allora, sono molto lieto di questa domanda. Ah, meno male, perché pensavo che sì. mi consente la possibilità Sì. al pubblico folto, affollato della sua trasmissione domenicale, di chiarire questo passaggio. Guardi, ho letto anch'io degli articoli in cui parlano di un accordo con la Meloni per le nomine. Di che cosa stiamo parlando, scusi? Allora, chiariamo bene, se ci sono dei passaggi, pensiamo agli uffici di presidenza di Camera e Senato, in cui delle rappresentanze spettano di diritto nel quadro di un esercizio democratico di queste Lei dice funzioni, la commissione di vigilanza, anche all'opposizione, per esempio. il Movimento 5 Stelle ci deve essere, sì, ha diritto a essere rappresentato. Da ultimo c'è stato il passaggio sull'autogoverno delle magistrature speciali. Esatto. Guardate che è sempre successo e sempre succederà, perché ci sia anche doverosamente la rappresentanza delle opposizioni, siccome occorre la maggioranza assoluta che è in mano alle forze di maggioranza di governo, ci siano anche voti della maggioranza. Ma questo è successo, ma perché quando il PD fa queste cose non dite anche del PD? Cos'è un inciucio questo? Stiamo parlando di organi di garanzia. Quando il Noi PD abbiamo le diritto fa, ci sono a critiche al indicare. PD, non è che non ci siano, ma non mi metta nella posizione. Com'è? Quando il PD ha fatto accordi di questo tipo ha ricevuto tutto il suo giro di critiche, quindi non, lo si fa anche per il PD. Ma guardi, ascolti, direttrice Annunziata, ascolti, è proprio sbagliato il termine. Noi non abbiamo partecipato, ci sono state le partecipate, a differenza di qualcun altro. Noi non abbiamo designato nessun nominativo nei CDA che sono di competenza del governo. A noi non interessa nessun predellino, ma se si nominano gli uffici di presidenza di Camera e Senato, se si nominano i membri laici e gli organi di autogoverno, l'opposizione ci deve essere, c'è sempre stata e sempre ci dovrà essere. Quindi spetta anche al Movimento 5 Stelle fare indicazioni. Questo è un sintomo, questa distorsione è un sintomo di un sistema mediatico completamente fuorviante che ci attacca continuamente. Quindi nel momento in cui qualche indicazione ce la riserviamo noi in organi di garanzia che spettano all'opposizione, il nostro diventa un inciucio. Ma di che stiamo parlando? Ma perché prendiamo in giro i cittadini in questo modo? Ma perché facciamo, scusi, anche domande così fuorvianti? Perché scriviamo articoli di giornale del tutto fuori luogo, fuori quadro? Ma lei mi ha ringraziato per la domanda, ha pensato fosse utile, infatti secondo me è stata ampiamente utile. Perché mi ha consentito il chiarimento. Esatto, quindi voglio dire le domande buone sono fatte per questo. Allora la prossima domanda, che spero troverà anche questa buona. Adesso sul tavolo, a partire da martedì, lei non ci sarà perché sarà impegnato per l'appunto nell'inchiesta Covid. Martedì si apre il tavolo delle riforme. Io ne ho già ampiamente parlato con l'ospite prima di lei, che è Tajani, e le dico che su questo lui ha risposto di avere una forte preferenza per il premierato, diciamo, no? E anche ha confermato che hanno i numeri, se necessario andranno avanti comunque con i loro numeri. Naturalmente Tajani si augura di avere anche l'apporto di altre forze politiche. Detto questo, lei cosa pensa di questa proposta? Come la vede? Perché l'ha fatta adesso?
qual è lo scopo, al di là, diciamo, delle proposte in sé, della Premier di mettere oggi sul tavolo abbastanza presto, diciamo, anche queste riforme e in questa situazione di grande tensione? È una domanda buona? È ottima, però richiede una risposta articolata. Ok, facciamo una prima considerazione, una premessa. Guardi, chi vuole una stagione costituente e addirittura vuole presentarsi con riforme così rilevanti che completamente cambiano il quadro dell'assetto costituzionale vigente dovrebbe, ma lo dico nel loro interesse, delle forze di governo, quanto prima creare le premesse per un clima di coesione sociale non divisivo. Secondo me questo governo ci arriva già malissimo, perché se il 1° maggio si riunisce per il decreto precarietà, che precarizza quelli che sono i rapporti di lavoro, che addirittura cambia nome al reddito di cittadinanza facendo cassa, peraltro modestissimamente, perché si tratta di 1 miliardo, 1,5 miliardi scarso all'anno sulla pelle dei poveri per furore, scaricando sui poveri un furore ideologico, secondo me crea delle cattive premesse per poi invocare una stagione costituente. Primo. Veniamo al merito invece delle questioni. Io credo che se interrogassimo tutti i cittadini in questo momento, ponessimo questa domanda ai cittadini che ci seguono a casa e chiedessimo qual è secondo voi l'organo costituzionale che mette d'accordo tutti, che in Italia ci fa riconoscere tutti i membri appartenenti a un comune destino, ci risponderebbero senza dubbio il Capo dello Stato. Dovunque va il Capo dello Stato riceve standing ovation che durano minuti e minuti. Rispecchia, lo invochiamo spesso anche noi politici, le istituzioni, i cittadini come organo di garanzia nei momenti nevralgici. Lo invochiamo a garantire l'unità, la coesione del Paese. Quindi oggi se noi introduciamo un premierato, cioè un capo di governo eletto direttamente dai cittadini, noi esautoriamo completamente le funzioni del Capo dello Stato. Esatto. Sarà d'ora in poi, è inutile girarci intorno, spieghiamolo ai cittadini, sarà una figura che va a tagliare i nastrini alle cerimonie pubbliche, nulla di più. Esatto. E veniamo al premierato. Allora, ci viene detto, ma noi vogliamo, per garantire stabilità ai governi, vogliamo garantire attraverso l'elezione diretta del capo di governo. Ma guardate che se andiamo a fare un'analisi comparativa, lo dico anche da giurista, in giro per il mondo, non è che dove noi incrociamo premierati, cioè capi di governo eletti dai cittadini, abbiamo la garanzia della stabilità. Per un motivo semplice, che una volta eletto basta che cambia il sentiment popolare e può calare nei sondaggi, quindi non c'è nessuna garanzia di reale rafforzamento nel tempo e di stabilità. Allora, se il tema è, però io dico, e su questo noi, sulla diagnosi condividiamo, cioè garantire maggiore efficacia di azione e maggiore efficienza delle funzioni di governo all'autorità di governo centrale, allora la domanda che dobbiamo fare a questa maggioranza di destra, ma perché state perseguendo questo scellerato disegno di autonomia differenziata che finirà per svuotare completamente fino a 500 funzioni e competenze dal governo centrale alle regioni. Quindi voi state creando un cortocircuito per quanto riguarda la vita. La domanda questa è quella che fate al governo. E la risposta che si dà è una non me la saprei dare perché è completamente in controtendenza. Invece il tema che io dico è se vogliamo rafforzare la stabilità dell'azione di governo, e guardi che questo è un tema su cui il Movimento 5 Stelle è disponibile a lavorare. Io quando sono andato in Europa mi sono confrontato con la Merkel che era lì da 15 anni e ho dovuto fare a sportellate, si fa per dire, con Rutte che era lì da 10 anni. Quindi è chiaro che il fatto che si alternino Presidenti del Consiglio in lassi di tempo così brevi non ci fa bene. Però ci sono tante soluzioni, c'è la soluzione ad esempio alla tedesca, dove noi, a Renzi di turno per intenderci, che vuole, come dire, demolire, vuole essere avventuriero e che semmai oggi si è già predisposto per portare i suoi voti a questo premierato che ci verrà proposto,
Noi diciamo a chi vuole avventurare una crisi al buio non lo permettiamo. Prima ci dici qual è la maggioranza alternativa e poi eventualmente proprio la crisi di governo. Decidete comunque di partecipare al tavolo e di starci dentro, sia pure in maniera molto attiva e anche di dissenso, ed escludete completamente di sottrarvi e di andare, come dire, ritirarvi all'Aventino, come si dice? Noi sicuramente ci sediamo al tavolo e ascolteremo quello che ci verrà proposto, ma da subito inizieremo rispetto a quelle che sono varie idee, chiamiamole al momento suggestioni, che circolano sui giornali. Noi inizieremo subito a chiarire. Vogliamo che questo tavolo nasca da una diagnosi condivisa. Dov'è che il sistema oggi attuale non funziona al meglio? E poi interveniamo a discutere sui rimedi, non che partiamo da un progetto. È come se di fronte, come dire, a una squadra di calcio, anziché un allenatore cercare di migliorare gli elementi per rendere più efficace l'azione, dice a questo punto cambiamo squadra. Non hai nessuna garanzia che la nuova squadra di calcio farà meglio di prima, perché andrà assemblata, andrà costruita. Fughe in avanti in questo contesto mi sembrano molto insidiose. Perfetto. Senta, io ho un ultimissimo capitolo, che forse anche questa la divertirà. Prego. Lei si ricorda molto bene sulla sua pelle che l'inizio della crisi del Conte 2 ha avuto a che fare con il fatto che, tra le tante cose, che ci fu una fortissima critica nei suoi confronti per aver costruito una task force che doveva gestire il PNRR, che venne considerata da alcuni esperti e da alcune voci europee. Dico voci perché ci furono delle dichiarazioni, ma non ci fu una presa di posizione ufficiale, che dicevano che l'errore era quello di aver portato a Palazzo Chigi, di aver tolto, diciamo, al MES, il Ministero dell'Economia, e di aver accentrato dunque troppo potere nelle sue mani. Questa è la preistoria della domanda che le sto facendo. Non le sarà sfuggito, anche se è sfuggito, diciamo, un po' sui media, perché ci sono tante storie che si accavallano, che nell'ultimissimo periodo, un paio di settimane prima dell'ultimo CDM del 1° maggio, la Premier ha incassato una controriforma su questo, nel senso che Draghi venne dopo di lei, riportò al MEF la task force e la Meloni l'ha riportata completamente di nuovo a Palazzo Chigi, con 84 persone che ci lavorano e con lei che è il referente ultimo finale di potere politico. Cosa c'ha da dire su questa controriforma della Meloni? Allora, la mia valutazione è che la Meloni si sia assunto un grave rischio, perché in corso di attuazione spostare una task force dal MEF a Chigi rischia di essere molto avventato. Semmai io al suo posto avrei cercato di irrobustire e di intervenire laddove si sono segnalate delle carenze. Venendo alla prospettiva più generale, quando io proposi questa task force a Chigi, parlarono di potere, accentramento di potere. In realtà, guardi, io pensavo pensavamo a quello che poi si è rivelato assolutamente necessario, cioè a una dotazione soprattutto tecnica, cioè gente esperta per quanto riguarda bandi pubblici, quindi dal punto di vista giuridico-amministrativo, dal punto di vista economico per quanto riguarda piani di investimento, ingegneri, architetti, che soprattutto in una funzione che potessero monitorare bene quel che sta accadendo. E l'avevo detto anche a Draghi, avevo detto, mi raccomando, io stavo lavorando per creare una sorta di cruscotto che rendesse visibile a tutti i cittadini tutti i progetti in corso con il cronoprogramma, in modo che quando scatta il ritardo tutti i cittadini interessati a quel progetto sanno qual è il responsabile di quel centro di spesa e il funzionario pubblico. Il controllo sociale è molto più efficace. Purtroppo non sono stato ascoltato e purtroppo Renzi ne approfittò lì per denunciare al solito in modo pretestuoso poteri centrali. Adesso scopriamo che abbiamo bisogno di molte più ovviamente dotazioni tecniche
è quello che sapevamo, cioè che il nostro paese ha delle difficoltà oggettive. Ma si è preso un però, rischio, ripeto, non è secondo lei, spostando di nuovo, sì, si è preso un rischio? Sì. Perché ovviamente essendo il capo politico della gestione del PNRR è un grande potere, però significa che tutte le cose che andranno male del PNRR ritornano a Chigi. Se mi permette, è troppo tardi per questa correzione, per questi spostamenti. Io ci vedo semplicemente la bulimia di potere che questo governo sta esprimendo. L'abbiamo toccato anche con mano. Guardi, durante la stagione fulgida, diciamo così, del berlusconismo abbiamo assistito a quel conflitto di interesse pervasivo che ha partorito tantissime disastrose leggi ad personam. Adesso noi sperimentiamo non solo le leggi ad personam come per salvaguardare e procrastinare la direzione e la presidenza di presidenti dell'Istat che si sono ritenuti amici della maggioranza, ma leggi contra personam per accelerare e mandar via prima della scadenza naturale, per esempio pensiamo all'INPS di Tridico, all'INAIL. Sta pensando anche alla RAI, sta pensando anche alla RAI. Ma guardi, molto francamente, se entriamo nel merito, non ho peli sulla lingua, ritengo questa direzione disastrosa per il servizio pubblico, però certo le norme ad personam, ma contra personam non mi sono mai piaciute e le osteggeremo sempre, perché non si può, per favorire il comodus discessus dell'attuale, andare a mandare in pensione un fior di sovrintendente come quello del San Carlo di Napoli. Senta, grazie molte, era tanto tempo che non veniva qui. Cosa ha detto? Sei stato? Cosa mi hai chiesto? Sei stato bravo? Chiaro? Chiaro sì, bravo non lo so, chiaro. Bravo non ho il potere di dirlo, ma no, chiaro bravo, sicuramente. Giudicheranno i telespettatori. Sì, la ringrazio moltissimo, buona arrivederci domenica. Conte, buona campagna elettorale.